L'ex ministro Angelino Alfano, attuale presidente della fondazione dedicata ad Alcide De Gasperi, uno dei fondatori della Democrazia Cristiana, è stato ieri a Ravanusa invitato dal primo cittadino Carmelo D'Angelo per la scopertura di un busto bronzeo dedicato proprio ad Alcide De Gasperi. La statua è stata realizzata dallo scultore cittadino Rocco Carlisi, che aveva già eseguito quella dedicata all'ex ministro Salvatore Lauricella, anche lui di Ravanusa. Tante le persone provenienti da diverse parti della Sicilia presenti all'evento e che ha visto anche la partecipazione di numerosi sindaci dell'Indal, tra questi l'onorevole Maria Grazia Brandara, sindaco di Naro, il vice sindaco di Palma di Montechiaro Lovasco, il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo, il presidente del consorzio universitario René Mangiacavallo. Doveva essere presente anche l'onorevole Calogero Mannino, ma un recente lutto in famiglia con la perdita del fratello Roberto non lo ha consentito. La cerimonia è proseguita poi con una tavola rotonda alla presenza sempre del ministro Alfano, di Enzo Di Natali, del sindaco Adangelo, per discutere e commentare il libro di Calogero Pumilia, sempre sulla storia della Democrazia Cristiana, scritto in tandem con Vito Riggio, e la prefazione dell'onorevole Mannino, Speranza e declino della Sicilia degli anni '80, dove si è analizzato anche il controverso rapporto tra la DC e la mafia, e grazie proprio al congresso di Agrigento, che vide l'estromissione di Gian Cimino dal partito della Democrazia Cristiana. Un momento importante che ricorda un grande Presidente del Consiglio, un padre della Repubblica, un padre dell'Unione Europea, e averlo voluto oggi qui nella piazza principale di Ravanusa è un momento per ricordare alle future generazioni che è stato Alcide De Gasperi. Tra l'altro c'è anche la presentazione di un libro che parla proprio di De Gasperi, dell'onorevole Pumilia. Sì, presenteremo il libro che parla della Democrazia Cristiana, abbiamo anche il Presidente della Fondazione, l'onorevole Alfano, una data importante per la nostra comunità. Ringrazio il sindaco che mi ha fatto un doppio regalo, il primo di tornare a Ravanusa e il secondo di partecipare alla scopertura di questo busto bronzeo che testimonia innanzitutto il fatto che un sindaco accorto sa bene che non esiste futuro senza memoria. Un albero può crescere molto in alto se ha radici profonde. E allora riscoprire le radici del nostro paese significa far sì che l'albero del nostro paese possa arrivare sempre più in alto. Se l'Italia è quello che è oggi lo deve al presidente Alcide De Gasperi. Il 18 aprile di 75 anni fa ci fu una grande vittoria, che fu la vittoria del presidente Alcide De Gasperi e della Democrazia Cristiana contro il fronte popolare, e in quel momento la scelta non era la scelta di un governo, ma era la scelta tra libertà e oppressione, tra democrazia e dittatura, tra Occidente e Oriente, tra libertà di pensiero, di mercato, di parola, di credo e tutto ciò che ne rappresenta il suo contrario. Il 18 aprile di 75 anni fa vinse il presidente De Gasperi con la Democrazia Cristiana, ma benché prese la maggioranza assoluta decise di comporre una coalizione perché ebbe spirito unitario, dicendo l'Italia non si governa da soli. Ci accingiamo, oggi è il 21 aprile, ci accingiamo al 25 aprile, alla festa della liberazione. Come Fondazione De Gasperi abbiamo promosso per giorno 24 pomeriggio la deposizione di una corona d'alloro al monumento del Manzù, che è il monumento funebre, la tomba del presidente De Gasperi a Roma in San Lorenzo fuori le mura, per ricordare un qualcosa che gli italiani spesso non ricordano, e cioè che la festa della liberazione fu istituita nel 1946 dal presidente Alcide De Gasperi, mandò la bozza al re Umberto, il quale promulgò. E allora, quando la cronaca sembra dividere il paese, occorre approvvigionarsi alla storia per recuperare la misura e il senso dell'unità. Ecco, a cosa si è ispirato? Ci racconti qualcosa in merito a questa statua? Diciamo che è stata, quando mi ha chiesto Carmelo D'Angelo di intervenire su questo lavoro qua, è stata una grossa responsabilità, perché da una ricerca che si era fatta poche statue ci sono in giro di questo personaggio De Gasperi, quindi la responsabilità è stata grande, e quindi anche l'impegno di conseguenza è stato grandissimo. Qualche notizia tecnica su come è stata realizzata la squadra e il materiale? È una scultura in bronzo in cera persa,
Ravanusa è stato modellato interamente attraverso una serie di fotografie che mi sono pervenute sia dalla fondazione sia dal committente. Anche l'onorevole Pumiglia presente a questa manifestazione, integrata tra l'altro anche dalla presentazione del suo libro. L'onorevole Alfano ha ricordato due cose di De Gasperi: la vittoria del 18 aprile del 1948 e l'iniziativa che ha avuto per la istituzione della festa del 25 aprile, quella festa che ricorda la vittoria sul nazifascismo e la sconfitta della dittatura. E deve essere un evento di tutti, un evento unitario, perché su quell'evento è fondata la nostra Costituzione. Sono lieto quindi di aver partecipato a questa iniziativa e di presentare adesso uno dei miei libri, l'ultimo, che è scritto insieme a Vito Riggio e nel quale io tratto della storia del rapporto tra la mafia e la Democrazia Cristiana dal congresso regionale di Agrigento dell'83, quando dal partito fu cacciato Vito Ciancimino, la persona che più di tutti infestava il partito, fino alle stragi. Il sindaco Di Naro presente a questa iniziativa con l'onorevole Alfano e il sindaco di Ravanusa. La memoria va ricordata e conservata, e se vogliamo costruire un futuro, e tutti ci proviamo, ci tentiamo, ma se non ci affidiamo anche alla memoria di chi ci ha preceduto, Alcide De Gasperi per noi è un faro sicuramente, non andremo da nessuna parte. Anche il professor Di Natali presente a questa iniziativa dedicata a De Gasperi, dopo l'introduzione del passato, oggi anche un suo commento sulla presentazione del libro dell'onorevole Pumiglia. Ricordare De Gasperi significa ricordare le radici dell'Italia, ricordare anche l'attualità di questo pensiero in un momento in cui l'Italia sta attraversando un periodo non felice. Perché? Perché si è allontanato dal pensiero di Sturzo, di De Gasperi, cioè la dottrina sociale della Chiesa che ha fatto grande l'Italia, soprattutto nel dopoguerra, è venuta meno. Ringrazio il sindaco Brandare, il vice sindaco, il Palma di Montecarlo, il nostro dirigente scolastico, il presidente del CUPA, l'onorevole Mangiacavallo, e i relatori che sono stati con noi alla scopertura della statua dedicata ad Alcide De Gasperi, una giornata democristiana. Abbiamo avuto il piacere di dedicare questo monumento alla città, di mettere il monumento di Alcide De Gasperi per dedicarlo alla città, affinché le future generazioni possano sapere che è stato Alcide De Gasperi, l'impegno, la passione, un politico d'altri tempi. C'è un libro recente di Ceccarelli, mi sembra, invano, da De Gasperi a questi qua, e questi qua saremmo noi, vedrà, però Cita anche a me. sì. Però è importante il ricordo, come dicevo poco fa, è importante la memoria di un uomo che si è speso per le istituzioni, che non esageriamo a definirlo padre della Repubblica. Un uomo che è stato anche parlamentare austriaco prima di essere parlamentare nazionale e Presidente del Consiglio, ma prima di essere Presidente del Consiglio è stato Ministro degli Esteri, e da Ministro degli Esteri ha avuto la grande intuizione di comprendere, prima degli accordi di Alta, di comprendere che la posizione, l'interlocuzione dell'Italia era quella dell'Occidente, ed è uno che ha fatto tanto per far sì che l'Italia entrasse nel patto atlantico, e lo possiamo anche, assieme a Schuman e ad Adenauer, ricordare tra i padri fondatori dell'Europa. Morì con il cruccio di non aver avuto la possibilità di far votare al Parlamento nazionale la comunità europea di difesa, dopo la famosa vicenda del sindaco di Roma del 1952,
con i dispiaceri che poi fecero prendere perché era nella fase calante, però è stato veramente un uomo, ricordava poco fa l'onorevole Alfano, della pacificazione, perché nonostante il risultato preponderante avuto dalla Democrazia Cristiana voleva e ha voluto mettere dentro anche i partiti più piccoli, i partiti minoritari, perché l'Italia doveva essere unita, doveva crescere, ed è stato, diciamo, il precursore del boom economico che c'è stato successivamente e che è stato grazie, oggi magari molti non lo ricordano più, ma a me piace sempre dirlo, la prosperità che l'Italia ha avuto in quegli anni e che, come si diceva poc'anzi, ci ha portato ad essere anche tra i 7 paesi più industrializzati del mondo, è stata anche grazie alla Democrazia Cristiana e grazie anche ad uomini come De Gasperi. Non voglio tediarvi e allungarvi, però la storia della Democrazia Cristiana è anche una storia siciliana. Molte volte sentiamo dire, noi che siamo più giovani, o non lo siamo più, eravamo prima, che la Sicilia tante volte è stata laboratorio politico. In questi ultimi anni l'onorevole Pumiglia ci ha deliziato con dei volumi, frutto naturalmente di una conoscenza diretta, ma anche della voglia di raccontare quella che è stata la storia del partito democristiano in Italia, ma soprattutto in Sicilia, prima con la caduta e quest'oggi con il libro scritto a 4 mani assieme a Vitor Riggio. E la storia della Democrazia Cristiana è una storia che si interrompe bruscamente tra il 92 e il 94, dopo che questo partito tanto ha dato alla nostra nazione, improvvisamente, per alterne vicende, per lo scoppiare di Tangentopoli, per lo scoppiare di Mafiopoli in Sicilia, viene spazzato via il pentapartito e tanti democristiani ne fanno la pelle. L'altro giorno sono stato ad un importante convegno organizzato dalla Fondazione De Gasperi a Roma e tra i relatori c'era pure l'onorevole Mannino, ci ricordava però stiamo attenti, non tutti ci hanno rimesso la pelle. C'è chi ce l'ha rimessa e c'è chi invece ha continuato l'operato. Però la domanda che ci poniamo, l'interrogativo che ancora tiene banco è: ci fu un disegno per far finire quell'esperienza oppure è stata una normale evoluzione delle vicende politiche? L'onorevole Pumiglia affronta le vicende siciliane. Devo dire orgogliosamente, io che vengo da quella storia di padre democristiano, nonno democristiano, che comunque quella storia non è stata, e lo dico orgogliosamente, una storia come viene raccontata oggi di politica e mafia, perché anche all'interno della Democrazia Cristiana c'erano persone, e lo rammenta bene l'onorevole Pumiglia, la mafia anzi l'hanno contrastata. E mi piace ricordare che in Sicilia, che è stato e continua ad essere, purtroppo le vicende anche degli ultimi tempi ci raccontano che purtroppo continua ad essere in alcune zone terra di mafia, il grande contrasto che ci fu negli anni '80 con il maxi processo con le leggi contro la mafia furono anche frutto dell'operato della Democrazia Cristiana e dei democristiani siciliani. È importante conoscere la storia perché è bene che non ci sia mistificazione e credo che il migliore modo per evitare che la storia sia compromessa o comunque venga fatto solo il racconto dei vincitori è quello di scrivere quella che è stata la vera storia e di raccontarla il più possibile alle future generazioni. Per questo sono grato all'onorevole Pumiglia per quello che ha fatto, sono grato all'onorevole Alfano che è stato un importante protagonista della storia politica post-democristiana
ma lo è stato da democristiano, nonostante la sua esperienza nasce nel 1994 con l'elezione al Consiglio provinciale già in Forza Italia, però già era enfant prodige all'interno del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana. Quindi sono veramente grato oggi della vostra presenza e lascio la parola all'illustre relatore, il professor Enzo Di Natali, che anche lui sta dedicando molto tempo allo studio della democrazia cristiana in provincia di Agrigento, avendo anche acquisito, credo, il documento, il patrimonio dei verbali storici della democrazia cristiana, e che oggi modererà i lavori di questo convegno. Grazie ancora e spero che ci siano altre occasioni in futuro per riparlare di quella che è stata la storia di questo grande partito. Grazie. Di un busto a De Gasperi non è un tema molto semplice, complesso, che certamente ha bisogno molto tempo per l'approfondimento. Io mi limito ovviamente a evidenziare l'attualità del pensiero di De Gasperi, perché la memoria deve essere una memoria viva, non un ricordo di un passato, ma capire che cosa di un grande statista, del più grande statista del Novecento insieme a Luigi Sturzo, noi possiamo oggi trarre insegnamento in un periodo in cui il nostro paese vive in una profonda confusione e capire perché vive di una grande confusione. Gli insegnamenti di De Gasperi sono molti, ma mi sembra di averne individuato alcuni che ritengo oggi essenziali per noi per poter raddrizzare la barca in questa traversata non facile. Il primo insegnamento, che mi sembra la cosa più banale, ma che a mio modo è la cosa più fondamentale, è questo: non si può fare politica senza studiare. Non si può fare politica senza una solida preparazione culturale. Questo è De Gasperi. De Gasperi studia, si laurea in filosofia, in sociologia, studia tante discipline, diventa una mente. Questo vale per qualsiasi segmento della vita politica, dal Consiglio Comunale al Consiglio regionale, al Parlamento e anche al Presidente del Consiglio dei Ministri. La politica è passione, ma non è solo passione, è competenza, preparazione. Questo è De Gasperi, ma questo è De Gasperi insieme ad altri grandi pensatori che noi abbiamo avuto prima del secondo conflitto mondiale, che poi consentirà a questa bella intelligenza cattolica di riunirsi e di formulare il codice di Camaldoli, e a De Gasperi di scrivere quel progetto idee ricostruttive della democrazia cristiana. Ma è stato possibile fare il codice di Camaldoli perché sono stati uomini di grande spessore culturale. Ebbene, dal pensiero di De Gasperi, oggi, dinanzi a questo scenario, quali insegnamenti principali noi possiamo trarre? Anzitutto, la concezione del patriottismo in De Gasperi è il rapporto tra patriottismo ed europeismo. Oggi il patriottismo viene
usato in una prospettiva di chiusura, di paura, ma non è così, non è nell'insegnamento di De Gasperi, perché il patriottismo, oggi discorso molto aperto, molto sentito, è un tema di apertura il patriottismo. È possibile costruire un europeismo, una vera Europa, se ogni patria è aperta nella propria identità, è aperta nell'accoglienza. Ma questo per quale motivo? Perché De Gasperi aveva bene in mente la concezione della dignità della persona umana e aveva bene questa concezione della dignità della persona umana perché lui si era formato nella scuola di Maritene e nel pensiero di San Tommaso d'Aquino, che l'uomo, qualsiasi uomo, è corpo e anima spirituale e ogni uomo è mio fratello. Allora è possibile una patria di identità aperta, non di chiusura. Questo a mio avviso è il grande pensiero attuale di De Gasperi, ma anche la concezione dell'Europa, qualcosa l'ha messa in evidenza il nostro Angelino Alfano. L'Europa è Europa non di mercato, nel pensiero di De Gasperi. L'Europa non può essere soltanto di finanza, di commercio, e anche questo. L'Europa è incontro di popoli, ognuno con la propria identità, ognuno con la propria apertura, ognuno nel rispetto dell'altro che porta una propria dignità, che è la dignità della persona umana, perché ogni uomo è mio fratello. Queste sono delle costanti che noi riusciamo a trovare nell'insegnamento di De Gasperi, insegnamento struzziano, insegnamento che richiama tutto il pensiero del Magistero della Chiesa, insegnamento che troviamo nel Codice di Camaldoli, insegnamento che troviamo nell'opera fondamentale di De Gasperi, che è appunto idee per ricostruire l'Italia. Ebbene, anche la concezione del bene comune di De Gasperi non è la concezione qualsiasi di un bene comune. Anche la dottrina più liberista parla di un bene comune. Anche la dottrina marxista parlava di un bene comune. Ma il concetto di bene comune, secondo il pensiero cristiano, è diverso. Perché il bene comune parte da un fondamento della dignità e della centralità della persona umana. Ogni uomo è mio fratello, tanto che la nostra Costituzione si fonda sul concetto di persona. Nell'attualità del pensiero di De Gasperi, il solidarismo è un solidarismo cristiano ed è attualissimo perché De Gasperi era contro uno Stato imprenditore che faceva tutto. De Gasperi non accettava ovviamente uno Stato collettivista, ma lui puntava all'artigianato, alla piccola e media impresa, puntava al lavoro delle famiglie, perché dava dignità ed era il cuore dello Stato, così come lo aveva concepito la dottrina sociale della Chiesa. Ebbene, la grande preoccupazione di De Gasperi contro il feudalesimo finanziario e come è attuale oggi, nel momento in cui
negli ultimi 30 anni tutta la rete delle piccole banche è stata completamente smantellata e oggi noi siamo dinanzi ad una situazione in Sicilia che siamo ricchi e poveri. Ricchi perché abbiamo 81 miliardi di depositi, i siciliani, ma di questi 81 miliardi di depositi in circolazione ce ne sono soltanto una trentina. I nonni con grandi depositi, i figli e i nipoti che devono andare via, perché sfido chi sia quell'artigiano che va da un qualsiasi banca a chiedere un aiuto, fino a che punto l'istituto finanziario con sedi altrove siano pronte ad intervenire. Ma vi assicuro che se Canicattì, e dico Canicattì ma posso dire anche qualsiasi area della Sicilia, negli anni 60 ebbe questo sviluppo, fu per il fatto che le piccole banche davano in prestito soldi ai contadini a parola, senza nessuna garanzia. Gli dicevano: vai in campagna, trasforma la tua terra da grano in vigneto. Ma io non ho soldi, te li diamo noi, ma non ho nessuna garanzia. La parola. Di queste io ne ho avuto tantissime di testimonianze, e dunque l'importanza di un'economia che sia a misura d'uomo. Sono i soli 2 vescovi siciliani, perché tutti venivano dal nord, e questi vescovi erano Ficarra, guarda caso, e Monsignor Sturzo Catanella. Perché il Ficarra? Perché il Ficarra aveva una concezione laica e distante della politica. Questa concezione laica della politica distante lui riuscì a trasmettere anche a Monsignor Alfano, e Monsignor Alfano riuscirà a trasmetterlo anche a Trincanato e all'ambiente, perché quando veniva, anzi, a San Biagio, a Sant'Angelo Mussaro. Ebbene, la Chiesa vivrà con grande sofferenza questo connubio, nonostante i proclami della fine del collateralismo. Il collateralismo non finirà. Anzi, vi dico una cosa: ci fu un gesuita che negli anni '80 ebbe un ruolo importante nella vita politica palermitana siciliana. Due, ma soprattutto uno, il padre Pintacuda, il quale io l'ho frequentato per quasi 10 anni, perché ero studente di teologia. Ebbene, lui, padre Pintacuda, diventerà l'espressione di questa commistione tra Chiesa e politica, al punto tale che io non ho difficoltà nel dire che il vero sindaco di Palermo negli anni '80 non era Leoluco Orlando, ma padre Pintacuda. Padre Pintacuda arrivò il 20 marzo. Il 21 marzo la primavera di Palermo l'aprì Leoluco Orlando, ma fino al 20 marzo ci fu Ennio Pintacuda. Comandava lui, perché l'ho frequentato a padre Pintacuda. Ebbene, cosa succede? Succede che agli inizi degli anni 90 la Chiesa cattolica, anche perché era caduto il muro di Berlino, vuole abbandonare la democrazia cristiana. Viene ufficialmente abbandonata la democrazia cristiana da parte della Chiesa cattolica, con le sue 34.000 parrocchie, con i suoi 10.000 istituti, che erano un grande serbatoio elettorale della democrazia cristiana. Questo avviene nel 1900, ufficialmente 95, quando Papa Giovanni Paolo II, al convegno nazionale della Chiesa italiana proprio a Palermo, disse: basta con la politica. Purtroppo, che cosa è successo? Si è buttato l'acqua
con tutto il bambino, cioè avviene la diaspora non solo dei cattolici che in questi 30 anni non hanno inciso per nulla nella vita sociale e politica italiana, ma viene anche dimenticato il grande pensiero politico cristiano, tra cui De Gasperi. Di avere l'opportunità di rivedere tanti amici e anche l'onorevole Pumiglia che non vedevo da molto tempo. Sono stato invitato oggi pomeriggio in veste di presidente della Fondazione De Gasperi e il sindaco D'Angelo mi ha dato il privilegio di contribuire alla scopertura del busto bronzeo del presidente De Gasperi. Io amo un po' gli anniversari e le ricorrenze perché penso che siano poi la liturgia laica e repubblicana che, così come per quella religiosa viene condotta dal calendario liturgico, per quella laica e repubblicana viene condotta da un calendario che, a mio avviso, tiene unita la nazione, tiene unito il paese. E mi è capitato di dirlo poco fa in piazza, io credo che noi ci troviamo in un particolare momento perché in questo aprile 21, la data di oggi, siamo a cavallo tra un 18 aprile importante e un 25 aprile altrettanto importante. Il 18 aprile, che è stato il 75esimo di quella che io considero una vera e propria festa della libertà, perché se il 18 aprile del 1948, invece di vincere De Gasperi, avesse vinto Togliatti, questo io lo dico sapendo che la storia non si fa con i se e con i ma, però possiamo fare il paragone con l'Europa dell'Est. Se il 18 aprile del 1948 invece di vincere De Gasperi avesse vinto Togliatti, noi non saremmo il paese che siamo oggi. Noi oggi siamo la 7ª potenza del mondo con alcune scelte chiare che hanno l'imprinting de gasperiano. Noi oggi siamo un paese collocato in Occidente, che ha compiuto la scelta atlantica, saldamente legato ad un'idea di centralità della persona che va da Bruxelles a Washington e che vede nella Europa cristiana, nella Grecia che ha saputo crescere gli ideali di democrazia e nella Roma antica che ci ha trasferito un bagaglio culturale straordinario, la sua identità. E noi siamo anche un paese che ha avuto una fede nel processo di integrazione europea che è puramente degasperiana, e siamo altresì il paese che ha fatto la scelta di collocarsi stabilmente all'interno di un consesso internazionale nel quale, io ci tengo a ricordarlo, c'era diffidenza a farci entrare perché noi eravamo dalla parte sbagliata della storia. Ricordiamoci che noi la seconda guerra mondiale l'abbiamo persa. E questo mi porta al 25 di aprile. Eppure De Gasperi seppe individuare nella data del 25 di aprile la data unificante, dicendo che quella era la festa della liberazione di tutti, e in un importantissimo discorso che lui tenne alle brigate partigiane nel 1950 disse alle brigate partigiane, cioè ai partigiani: dovete essere voi ad aiutarmi a creare quel clima di armonia e di concordia e a usare una sola parola che serve in questo momento storico per la coesione del nostro paese, della parola perdono. Ecco, io penso che il compito di incontri come questo, così come di gesti simbolici come quelli che ha fatto il sindaco D'Angelo di scoprire il busto di De Gasperi, non siano come significato quello di vedersi tra amici oppure di coltivare il passato. No, il significato vero è quello di indicare la rotta per il futuro. Allora, la rotta per il futuro che ci trasmette De Gasperi qual è? È la rotta della libertà. Per chi è appassionato di democrazia cristiana non è una novità che nel simbolo della democrazia cristiana la parola centrale è la libertas, e quella idea è l'idea cruciale, perché è l'idea cruciale della cristianità che attribuisce alla persona la sua insopprimibile originalità, che lo rende libero e che lo rende assolutamente protagonista del destino della propria vita che può costruire attraverso la libertà.
ed è anche una libertà che si esprime nella collettività attraverso la libertà di pensiero, la libertà di manifestazione del credo, la libertà di parola e la libertà di impresa. Ricordiamoci che tra le libertà noi abbiamo la libertà di mercato, ed è una libertà di mercato che noi non avremmo avuto se il 18 aprile del 48 non fosse finito in quel modo quel duello elettorale. E però quel duello elettorale che consegnò a De Gasperi la maggioranza assoluta non si concluse con un governo monocolore democristiano perché lui aveva la maggioranza assoluta, perché seppe capire che un paese complicato e difficile come l'Italia si governa se si allarga lo schieramento e se si va oltre la propria identità. E proprio perché sono appassionato, e così vado più sull'oggi, proprio perché sono appassionato di anniversari, come presidente della Fondazione De Gasperi ho organizzato e abbiamo promosso come Fondazione De Gasperi una lunga serie di eventi per commemorare e ricordare e celebrare gli 80 anni dalla nascita della democrazia cristiana. A seconda del giudizio degli storici è un 80° che si colloca tra il 2022 e il 2023, e anche la Sicilia ne è stata protagonista qui vicino a Caltanissetta, in casa Aldisio. E in questi eventi noi abbiamo raccontato vari capitoli fondamentali dell'esperienza di questi decenni democristiani, però ho voluto cominciare con un altro anniversario a celebrare l'80°, cioè nell'aprile scorso ho voluto fare ad avvio di queste manifestazioni un evento che si intitolava L'ultima volta della democrazia cristiana, 1992-2022, 30 anni senza la democrazia cristiana, l'anno scorso, ad avvio di queste celebrazioni per gli 80 anni. E ho commissionato a una importante società di sondaggio italiana uno studio. Quanti democristiani ci sono oggi in Italia e per chi votano? Ebbene, è il risultato che oggi ci sono in Italia elettori attivi, 6 milioni di elettori che fino al 1992 avevano votato democrazia cristiana, cioè che hanno fatto in tempo a votare democrazia cristiana. Non vi dico gli esiti elettorali, ma su per giù rispecchiano quelli del voto del 25 settembre del 2022, non entro nel merito, ma era solo per dire che i democristiani ci sono ancora. E allora faccio l'ultimo paragrafo di questo primo capitolo del mio ragionamento, il secondo sarà sull'onorevole Pumilia e sul suo libro. L'ultimo capitolo è questo: non c'è più la democrazia cristiana, ma si può essere democristiani senza la DC? Io ci ho riflettuto e la mia risposta è sì. Sapete perché? Perché la democrazia cristiana, a differenza di altri partiti, ha lasciato cultura, valori, ideali e un metodo. Cioè, quando si fa riferimento alla cultura, per esempio si fa riferimento alla cultura istituzionale, per cui c'è la disputa ma alla fine ci sono le istituzioni e le istituzioni non si sfasciano per una disputa. Quando si fa riferimento a valori e ideali, si fa riferimento a quello che dicevo poc'anzi. Noi possiamo discutere di tutto perché la politica è evoluzione, è sviluppo, i tempi cambiano e bisogna guardare in prospettiva, ma non si transige sui fondamentali, non si transige sull'Europa, non si transige sull'Occidente, non si transige sulle libertà universali, non si transige sulle questioni fondamentali che hanno connotato la democrazia cristiana anche nella sua dimensione di scrittura della Costituzione. Mi riferisco a due cose in particolare, e cioè alla sanità come diritto universale e alla istruzione come diritto universale. Che tu sia il figlio del più ricco o del più povero, devi poter andare alla scuola sapendo che c'è un professore, una maestra, un insegnante pronto a darti l'istruzione che meriti a prescindere dal tuo reddito. Bravissimo. E questa è una di quelle cose fondamentali sulle quali non si... Poi è chiaro che si discute di tutto, e tanto si discute che se ne dica, la democrazia cristiana è stato un partito largamente riformista, che ha visto morire riformisti per il loro desiderio di riforme.
anche qui un anniversario. Siamo a cavallo del 45esimo anniversario tra il rapimento e la uccisione, il ritrovamento del cadavere di Aldo Moro. Aldo Moro fu in essenza, e il dramma della sua morte ne è la sottolineatura, un grande riformista politico. Fu quello che capì in anticipo che quelle istituzioni bloccate in cui governava sempre la Democrazia Cristiana sarebbero crollate sotto il peso di loro stesse se non ci fosse stato un allargamento e un'alternanza o comunque un coinvolgimento anche dello schieramento avverso nell'ambito del governo. Provò a includere i comunisti nel governo, lo uccisero. Lui morì per il suo tentativo di riforma del sistema politico. Il 16 aprile scorso cadono i 35 anni dall'assassinio di un costituzionalista di grande vaglia, Roberto Ruffilli, che assistette Ciriaco De Mita nel tentativo di riformare le istituzioni del nostro paese, figlio questo tentativo anch'esso della consapevolezza che bisognava riformarle per non farle crollare, per non farle superare. Poi lo disse Cossiga durante la sua presidenza, poi ci si provò ancora con referendum costituzionali, ma da lì si parte. Fu ucciso a Bologna da terroristi rossi ancora una volta perché tentò di riformare il sistema politico e specificamente le nostre istituzioni. E come racconta in questo libro, che io non ho avuto il piacere di leggere per intero e me ne scuso con l'onorevole Pumiglia, Piersanti Mattarella morì, vedi caso, dopo aver bloccato degli appalti in 6 scuole di Palermo che non lo facevano vedere chiaro relativamente alle modalità. Per non parlare di altri leader democristiani uccisi per aver detto no alla mafia, e mi collego a quello che sostiene l'onorevole Pumiglia nel suo libro, cioè una rilettura storica di quella che è stata l'esperienza della Democrazia Cristiana anche in questo territorio e in questo nostro amato pezzo d'Italia che si chiama Sicilia. L'onorevole Pumiglia, per me, che sono di un'altra generazione, cioè quando lui è entrato in Parlamento facevo le scuole elementari, e quando è uscito dal Parlamento non mi ero ancora laureato, e però proprio per la distanza di età, quindi io lo dico come complimento, proprio per la distanza di età, io che ho avuto un'educazione democratica e cristiana, e quelle due cose erano senza trattino e senza congiunzione, vedevo in lui uno di quei personaggi politici locali, io ero un giovane democristiano da ragazzino, che animava la sua azione politica attraverso il pensiero. Questa cosa qui io l'ho sempre portata dentro di me, perché ho sempre pensato che ho avuto dentro di me la consapevolezza che il pensiero politico senza azione è vagheggiamento, ma l'azione politica e l'amministrazione senza pensiero è pura gestione, arida. E allora il fatto che ci sia nel nostro territorio qualcuno che coltivi la memoria attraverso il pensiero, che è il pensiero che ha sostenuto l'azione politica dell'onorevole Pumiglia, io penso che possa rappresentare il più grande contributo che tutti coloro i quali, al di là dell'appartenenza che poi la diaspora democristiana ha prodotto dal 1994 in poi, possa dare ad una memoria che sia feconda per il futuro, cioè rileggere i fatti che sono stati alla base di tanti eventi della storia siciliana è un qualcosa di straordinariamente utile e importante. Io nella mia attività professionale milanese mi sono imbattuto l'anno scorso con un importante manager che anche nelle scorse giornate ha avuto un importante successo personale, che era un grande democristiano del nord e che adesso ha una carriera manageriale importante. E mi diceva: ma scusami, ma tu che sei presidente della Fondazione De Gasperi, ti rendi conto di come i comunisti hanno festeggiato i 100 anni loro?
cioè la fierezza di un ricordo e di una memoria che pure dall'89 in poi è risultato abbastanza plateale, che senz'altro è meritevole del ricordo perché è una componente essenziale della nostra resistenza e della nostra storia, ma che ha anche delle zone ampiamente criticabili, diciamo così, e lo dico con un linguaggio largamente eufemistico. Ecco perché queste riflessioni sono utili, perché senza particolare pudore si può dire che risvegliano un orgoglio, e la memoria che diventa anche orgoglio della ricostruzione, senza compiacenza, perché dalle pagine che ho letto del libro è una ricostruzione onesta e misurata sulla prudenza, che quindi non indulge in regali nei confronti della storia democristiana, anzi ne denuncia i limiti, ma con l'orgoglio di chi può dire: guardate che la lotta alla mafia in Sicilia è nata anche da democristiani, perché ci sono democristiani uccisi dalla mafia e ci sono democristiani vittime delle correnti anche di pensiero che non erano tutte a sostegno dell'antimafia, ma certamente non erano tutte a sostegno della mafia. Ecco, io in questo ho molto apprezzato lo sforzo di Calogero Pumiglia, cioè lo sforzo di dare una lettura ordinata, anche perché, diciamolo chiaro, e lo dico a uno storico come Enzo Di Natali, che ho molto apprezzato anche per quello che ha detto e che fa della riflessione su questi temi probabilmente una parte importante, ha fatto una parte importante della sua esistenza. Gli anni vanno avanti, io ero un giovane democristiano e adesso sono un signore di mezza età, mezza se va bene, diciamo statisticamente, però man mano che i leader del territorio fisiologicamente non ci sono più, del territorio intendo dire della democrazia cristiana, anche la tradizione orale, il racconto, la memoria, se non è consolidata in libri che raccontino quella storia, si perde il racconto, evapora, e la storia ci insegna come il racconto scritto è quello che poi viene consegnato a chi deve trasmettere un messaggio per il futuro. Quindi il compito del racconto scritto, che vi assicuro, a me è capitato 2 o 3 volte di scrivere libri, diciamo 3 volte mi è capitato di scrivere libri, è un compito faticoso, perché tenere un intervento come quello che sto tenendo io implica una riflessione, ma consolidarlo in un testo scritto vi assicuro che cambia l'ambito della fatica. Consolidare la memoria in un testo scritto significa sottoporre la memoria individuale alla verifica dei dati, alla rilettura dei giornali, all'accesso alle fonti, perché quando tu ricordi un fatto del 1958 come lo ricorda Calogero Pumiglia, oppure un fatto che dista 35-40 anni fa, inevitabilmente devi ricorrere alle fonti. Ecco, questa fatica merita il premio del riconoscimento da parte nostra e anche della riconoscenza da parte nostra di un sacrificio che è svolto a beneficio di una storia e anche a beneficio di una terra che non può essere raccontata con un monotono di chi la racconta dall'esterno e neanche con la pretesa di primato morale di chi, non appartenendo alla storia del cattolicesimo politico siciliano, si arroga il diritto di raccontare la storia del cattolicesimo politico siciliano, tradottosi anche nell'impegno nella democrazia cristiana, come una storia negativa. Ecco, io che non sono certamente uno che ha vissuto gli anni dei fasti della democrazia cristiana, perché io ho conosciuto gli anni del declino fino alla chiusura e io personalmente non ho messo mai piede nelle istituzioni in quanto democratico cristiano, semplicemente perché non c'era più la democrazia cristiana, quindi non è stata colpa mia, non c'era più, ma penso di essere uno di quelli che, avendo avuto una educazione ed un imprinting di natura culturale, ha potuto giovarsi degli strumenti di quella formazione nell'impegno politico. Non sarei presuntuoso se dicessi che sono stato testimone di una storia, dico invece l'esatto contrario.
ho potuto giovarmi degli elementi e di quei fattori che durante il periodo formativo diventano poi la tua personale cassetta degli attrezzi. Ciascuno di noi, se la mette in ordine, ha nella propria testa, nella propria anima, nel proprio cuore una cassetta degli attrezzi, che è quella che ti hanno insegnato da ragazzo, con l'educazione, con gli studi, ma che è fatta anche della musica che hai ascoltato, dei libri che hai letto, dei film che hai visto, e che in casi di lacune anche da tutti quelli che non hai visto, non hai letto e non hai ascoltato. E in tutto ciò io ho potuto fare una considerazione analoga ieri sera, perché sono stato alla presentazione di un libro di Pier Ferdinando Casini a Messina. Eravamo io e Marco Minniti, e ho molto apprezzato lo spirito di Marco Minniti, perché esordendo nella presentazione del libro di Casini dopo di me ha detto: scusatemi, io non sono democristiano, mi spiace, ma io obiettivamente forse sono l'unico, sono comunista, vengo da quell'altra storia. Ma qual è la considerazione che volevo fare nel rapporto tra la formazione e l'impegno? Uno come Casini è entrato in Parlamento nell'83 e nel 2023 saranno 40 anni. In classifica è il secondo solo, non nella storia repubblicana, tolti i senatori a vita, non nella storia repubblicana, ma nella storia dell'Italia unita, solo a Giovanni Giolitti. Il libro si intitola C'era una volta la politica, memoria dell'ultimo democristiano. Bene, in questo ambito io ho fatto un conto che se è entrato nel 93 e la Democrazia Cristiana è finita nel 94 e sono 40 anni che lui è lì, lui ha fatto 30 anni fuori dalla Democrazia Cristiana e soli 10 anni su 40 dentro la Democrazia Cristiana. Eppure il suo è un atteggiamento e la sua è un'attitudine democristiana. Ecco, io concludo dicendo questo. Penso che ci siano alcune parole, perché poi le parole danno la misura e la cifra della società in cui si vive, che siano obliterate, che siano cancellate in questo momento della nostra storia. La parola compostezza, la parola serietà, la parola moderazione, la parola negoziato, la parola compromesso, sono parole ciascuna delle quali io credo che meriterebbe una rivalutazione. A me hanno impressionato due cose nella mia esperienza, non voglio dire dell'esperienza internazionale, anche se in parte è questo, ma soprattutto nell'esperienza brussellese all'interno del Partito Popolare Europeo. La prima è che in Italia non c'è più la democrazia cristiana. Io ho partecipato a tantissime riunioni dei capi di Stato e di Governo del Partito Popolare Europeo, in quanto ero il rappresentante del Partito Popolare Europeo nei governi italiani. Mi riferisco ai governi a cui ho partecipato che non erano a guida del Partito Popolare Europeo, cioè di Forza Italia. E quando si partecipava a quel consesso, che era un consesso di partito dove c'erano i capi di Stato e di Governo del Partito Popolare Europeo, non era insolito sentire dire a loro, perché noi democratici cristiani, Angela Merkel lo diceva sempre, noi cristiano-democratici, noi democristiani, e io lì ero in un contesto democratico, poi prendevo l'aereo da Bruxelles per tornare a Roma e non lo ero più, perché non c'era più la democrazia cristiana. E l'altra considerazione che mi ha sempre stranito rispetto al rapporto che in Italia vi è con la storia della democrazia cristiana e con alcune parole, che quando si raggiunge un accordo, anche nelle istituzioni europee, tra posizioni diverse, si dice con orgoglio, con fierezza, abbiamo raggiunto un compromesso. Se in Italia tu dici ho raggiunto un compromesso, sembra che tu hai fatto un inciuccio, perché si è sostituita quest'altra parola, che è diventata una parola immonda, in effetti non è bella, a quella invece più nobile, che ha anche una sua etimologia latina molto importante, che è quella di compromesso. L'ho fatta lunga, me ne scuso, ma credo che ci sia tutto il tempo per le conclusioni dell'onorevole Pumiglia, e non mi resta che dirvi. Io non sono tra quelli che pensano che la democrazia cristiana si possa ricreare, non spenderei un solo giorno della mia vita in questo tentativo, fermo rimanendo che io sono fuori dalla politica militante e non me ne occupo più. Ma penso che vi sia una funzione di lievito in ciascun partito in cui i democristiani hanno deciso di militare,
che è teso, secondo me, questo lievito a fare emergere un po' il senso di quelle parole che ho citato prima e per altro verso mantenere vivi quegli ideali e quelle prospettive cui mi sono poc'anzi riferito. E infine, questo è un invito ai giovani, lo ha fatto poco fa il professore Di Natali e lo condivido molto. Sviluppate la passione politica non trascurando il pensiero che c'è dietro, cioè sviluppate la passione politica tenendo conto che occorre studiare e che una politica senza pensiero condurrà anche il giovane più appassionato di politica ad occuparsi solo di gestione e a rimanere egli stesso prigioniero della necessità di far politica. E non è una bella prigionia, io ho visto un po' di prigionieri in questo senso. E ho rivisto, sempre nella mia passione per la storia, di recente su YouTube un'intervista di Gianni Minoli, che se la ricorda la trasmissione Mixer, ad Amintore Fanfani. E Gianni Minoli chiese a Fanfani: che consiglio darebbe lei ai giovani che vogliono fare politica? Laureatevi, studiate e trovatevi un lavoro, perché questo vi renderà liberi anche in politica. Grazie ad Angelino per questo importante e brillante contributo come sempre. Onorevole Pumiglia. Io considero un privilegio molto curioso e interessante quello di venire qui, volentieri presentare uno dei miei libri, l'ultimo che è stato pubblicato, in occasione della scopertura di Augusto De Gasperi. E ringrazio Carmelo D'Angelo per questa cortesia e per questa bizzarra e interessante coincidenza. Lo ringrazio anche perché lui è stato sempre attento ai miei libri, ho voluto comprarli, ho voluto tenerli, metterli in biblioteca. E l'altra coincidenza che considero interessante è di parlare al termine di un intervento, come sempre, molto bello, molto ben articolato, del presidente della Fondazione De Gasperi, di una persona con la quale abbiamo avuto, per ragione di età evidentemente, un piccolo percorso comune, lui all'inizio, io alla fine della mia esperienza politica, poi percorsi diversi, ma del quale devo apprezzare, l'ho sempre detto, una cosa straordinaria. Quando ha visto il mondo che lui dominava anche, contribuiva a dominare, una posizione di grande prestigio, per lui cambiato, ha detto: quel mondo non mi appartiene più. Lo guardo con interesse, rimango un civis, un cittadino interessato alle vicende del mio paese, ma mi occupo di altre cose. Io ho fatto un percorso analogo, seppure meno nobile del suo. Io sono stato sfiduciato dagli elettori, sono stato bocciato, forse avrei proseguito magari, ma quando è cambiato quel mondo ho rifiutato qualunque tentazione di ripercorrere la via della politica scegliendone un'altra, quella di dirigere una fondazione culturale e di dedicarmi alla ricostruzione della memoria della mia esperienza politica, non del personale, dell'esperienza politica del partito nel quale ho militato. Perché? Perché noi abbiamo avuto tanti meriti e tanti difetti. Un difetto in particolare: non aver saputo coltivare la nostra memoria. Per scrivere i libri io frequento stabilmente l'Istituto Gramsci, perché lì trovo la documentazione necessaria. Abbiamo assistito e assistiamo costantemente, specialmente negli anni passati, adesso un po' meno per la verità, alla ricostruzione di eventi difficili, contraddittori, come sono tutte quelle della storia, che dico sempre non può essere scritta con i due colori del bianco e del nero, bisogna usare tutti i colori della tavolozza, specialmente quella siciliana che qualche volta ho scritto, avrebbe dovuto essere interpretata e raccontata
più che da uno storico, da Dostoevskij, perché è così tragica, così drammatica, così complessa, così inestricabilmente piena di fatti contraddittori, che sono un grande, più che Brodel, proprio Dostoevskij avrebbe potuto rappresentare. Io sto cercando, continuo a farlo, di ricostruire questa storia, non per farmene il mentore, decantarla. Qualcuno che ha presentato il mio libro, un ottimo giornalista, Giovanni Pepi, un giorno mi invitò ad essere più tenero con il mio partito e io gli raccontai un episodio che risale agli anni 50. C'era in Italia un'ambasciatrice americana, Clara Boutros, che era una donna di grande vigore e anche di molto potere. Il marito era il proprietario del Washington Post, che voleva indirizzare la democrazia cristiana e la Chiesa cattolica nella lotta al comunismo. E un giorno andò in udienza da Pio XII e spiegava al Papa cosa dovesse fare il mondo cattolico. A un certo punto il Papa la interrompe e dice: signora, posso dirle che anch'io sono cattolico? E io ho detto a Pepi: posso dirti che anch'io sono stato e sono democristiano, ma per difendere la memoria del mio partito non posso ignorarne le lacune, le cadute, le difficoltà che ha avuto nel rappresentare, nel portare avanti questo grande disegno che fu quello di Alcide De Gasperi. Io ho intercettato la vita politica in questa provincia, caro sindaco, quando, appena fatta la licenza liceale, il vescovo dell'epoca, che io ricordo sempre con grande, Monsignor Peruzzo, mi incaricò, non avevo compiuto 19 anni, forse anch'io allora diedi l'impressione di essere un enfant prodige, poi non fui prodige, ma come te, però ero enfant, se non altro, mi incaricò di diffondere la dottrina sociale della Chiesa. E andavo nelle singole parrocchie a fare le 3 sere, si chiamavano, una conferenzina di carattere politico, sociale ed economico. Pensate, erano gli anni della contrapposizione netta tra mondo cattolico e mondo comunista. E un giorno capitai a Racalmuto. Quando stavamo entrando nella sala delle riunioni, a quell'epoca la partecipazione era enorme, la gente aveva voglia di esserci, di ascoltare. L'arciprete, Monsignor Casuccio, mi fermò e mi disse: ci sono Sciascia e Marchese. Io non li conoscevo. Sciascia aveva pubblicato appena Le parrocchie di Regapietra e Marchese, che era un avvocato, poi rappresentante socialista, molto famoso, per me era uno sconosciuto. Era il sindaco Marchese. E dico: beh, ci sono, ma se parlo gli rispondo. L'arroganza giovanile mi portava purtroppo per me, o anzi, più che purtroppo, per un aspetto positivo, parlarono tutte e due, distrussero, fecero a pezzi le cose che avevo letto. Capii allora che ne avevo libri da leggere per potermi attrezzare, per avere proprio quella borsa degli attrezzi, per poter portare adeguatamente il pensiero. Avevo appena letto il 14° anno, qualcosa di Tognolo epocale. Proprio per ricollegarmi a quello che diceva Angelino Alfano. Allora noi, tutti, democristiani a un lato, comunisti, socialisti, noi, faccio un paragone, era come se ogni sera frequentassimo una palestra di box. Poi qualche incontro poteva pure essere truccato, ma nella maggior parte dei casi vinceva chi sapeva dare e chi sapeva prenderli, perché eravamo impegnati allo studio. Perché, peraltro, ma non solo in termini politici, la chiave del sapere era la chiave del nostro riscatto. Io, ed è il titolo del nuovo libro che uscirà, quando sono nato mi raccontavano dopo che mio nonno, preso dall'orgoglio, il primo nipote maschio, disse: nasci un Ato Ferraro,
perché Ferraro era io, Ferraro era mia madre, Ferraro dovevo essere io. Per evitare di fare un Ferraro, nobilissimo mestiere, ci mancherebbe altro, qual era la chiave? Era lo studio, la formazione, la conoscenza, che tu potevi spendere in qualsiasi, ma dovevi averla in qualsiasi livello della vita. E quindi, per tornare, questo libro, sarò brevissimo, scritto insieme a Vito Riggio, anche lui ex parlamentare democristiano, ogni tanto per la verità si vanta di non avere mai preso la tessera democristiana, sono dei vezzi che gli concedo, è ampiamente dentro la vita politica come me. Grazie a Lena che volava. Lui si occupa della primavera palermitana cosiddetta, dell'esperienza lunga di Orlando. Io mi occupo di un aspetto molto difficile da affrontare, il rapporto tra mafia e democrazia cristiana dal congresso regionale di Agrigento del 1983 al momento delle stragi. Perché questa data? Intanto una premessa. La storia della DC non è una storia della mafia, è una storia politica. Dentro la democrazia cristiana, la stragrande maggioranza, ma io penso ai tanti elettori che aveva Ragusa, a Campobello di Licata, ovunque, persone per bene, persone che erano motivate dalle convinzioni religiose, dall'anticomunismo, da tante ragioni, ma che sceglievano un partito, come altri sceglievano un altro partito, perché credeva nei valori che quel partito trasmetteva. E poi, per la verità, c'era anche, come dire, una solidità. Uno era democristiano, il democristiano restava, uno era comunista, il comunista restava. L'agilità di questi tempi allora non esisteva, perché c'era il peso delle ideologie che ci teneva fermi, non dico nulla sulla agilità della politica odierna. La storia della DC è una storia politica purtroppo sporcata in alcuni aspetti dalla presenza di personaggi che non avrebbero dovuto essere, non avrebbero dovuto far parte della democrazia cristiana. E questo lo dico con estrema chiarezza, ma partendo da un presupposto. In quel periodo, il professor Di Natale lo sa benissimo, non c'era nei confronti della mafia un rifiuto né da parte del mondo cattolico, né da parte delle professioni, né da parte dell'accademia. La mafia era considerata uno degli elementi propri di questo panorama siciliano, con la quale magari stare il più possibile lontano. Io sono stato collega per una legislatura dell'onorevole Restivo, personaggio straordinario, bravissimo, appartenente a una borghesia colta davvero, col cinismo tipico di quel mondo borghese, il quale diceva nei confronti del mafioso che ti viene nello studio, tu devi avere la scrivania che ti separa e poi per il resto starci un po' lontano, ma no, non sono parole sue, dico il senso. Era una realtà tollerata, accettata, faceva parte del panorama. Io racconto nel libro, che mi auguro Angelino lei che poi mi darà il suo giudizio, me l'ha dato in uno precedente ed è stato, e vorrei che fosse ugualmente elogiativo, così lo impegno a non dire le cose negative se mi riterrà. Quando io fui nominato commissario del movimento giovanile della DC di Caltanissetta, nelle riunioni era presente sempre un superbe Gecko Russo, seduto in prima fila, assentiva alle cose che si dicevano, alle cose che diceva D'Angelo, alle cose opposte che diceva Alfano, e lui calava sempre la testa. Aveva questo aspetto falsamente bonario, ma non era per nulla bonario, e era purtroppo insieme con chi? Insieme con personaggi di grande valore, con Giuseppe Alessi, con Alvisio, con Rosario Lanza,
e insieme con loro c'era anche un altro parlamentare che era più attiguo, più contiguo, diciamo, che era Calogero Volpi. Io queste cose li dico perché era in quel mondo nei confronti del quale a un certo punto ci sono state anche delle reazioni. Vedete, una delle medagliette, delle poche medagliette che ogni tanto metto in mostra, è quella che mi attribuisce un ex magistrato, Rosario Minna si chiamava, che scrisse un libro, Breve storia della mafia, Editori Riuniti erano quelli del Partito Comunista, il quale dice che l'unico siciliano ad avere dato un contributo concreto alla Commissione antimafia sono stato io. E lo voglio ricordare perché nel momento nel quale abbiamo concorso, io da ragazzo appassionato, a realizzare il primo centro-sinistra, che lo voglio dire a Ravanusa, perché il primo centro-sinistra fu fatto da D'Angelo e da Lauricella, da due personaggi importanti dell'esperienza della vita politica di quell'epoca. Poco dopo, in assemblea vennero presentate due mozioni, una del Partito Comunista e una del Partito Socialista, che chiedevano per la 7ª o 8ª volta la istituzione della Commissione regionale antimafia. E ogni volta la DC era stata sempre contraria. Quella volta D'Angelo era d'accordo, ma una sera gli dicemmo, io e altri due che facevamo allora Sicilia Domani, gli dicevamo: Presidente, che senso ha una commissione regionale antimafia se non quello di consacrare che la mafia è un fatto siciliano e ci devono pensare i siciliani? Perché invece non impegniamo l'Assemblea a chiedere al Parlamento nazionale la istituzione della Commissione nazionale antimafia, perché la lotta alla mafia sia una lotta che sfida lo Stato e il governo nazionale e lo Stato nella loro interezza? E così nacque, poi fu approvata da tutti in Assemblea questa proposta. In provincia di Agrigento, ancora prima, Angelino, c'era tuo padre, Raffaello Rubino, insieme con Trincanato, con Ignazio Cantone che è scomparso di recente, hanno fatto una cosa bellissima. Il progetto della Democrazia Cristiana dell'epoca era lotta alla mafia, assalto alla miseria. Non potevamo vincere né l'una né l'altra, anche se la realtà fu modificata, perché non tutta la Sicilia, e purtroppo neppure da parte da Roma, ci venne il sostegno e la solidarietà rispetto a questi due obiettivi, ma in provincia di Agrigento nacque una classe dirigente di tutto rispetto, di grande valore. Questi fatti connotano la storia della Democrazia Cristiana insieme alla presenza di un tale che si chiamava Vito Ciancimino, che era l'espressione propria della mafia collocato all'interno della Democrazia Cristiana. Ma io voglio ricordare, e sarò brevissimo, che ci sono stati dei passaggi importanti. 1983 ad Agrigento si fa il congresso della Democrazia Cristiana e lì c'era presente il gruppo Ciancimino che aveva il 4% dei voti. Per essere rappresentati negli organismi bisognava avere il 10%. La proposta che venne fu: facciamo una lista unitaria, si annega la Ciancimino, ce lo carichiamo tutti e nessuno se lo carica. Non abbiamo accettato questa proposta, e in particolare voglio citare due persone. Uno che avrebbe dovuto essere qui, Mannino, che fu uno dei protagonisti di questo, è Sergio Mattarella, che dicevano: ognuno faccia la propria lista, Ciancimino che lo vuole se lo prenda. Ciancimino venne escluso dalla DC. Non fu risolutivo, ma fu un grande messaggio che purtroppo da sinistra non fu né capito né sostenuto, perché Strizze e Sciascia, il Partito Comunista, preferiva una Democrazia Cristiana come era stata dipinta, come solo in parte era, per poter continuare ad essere bersaglio. E termino perché tu devi andare via.
ringraziandoti ancora una volta. Termino col dire che se avessimo avuto, poi siamo stati travolti, la DC non è finita perché c'è stata Tangentopoli è stato passaggio finale, ultimo, la DC è finita perché come tutte le cose, ahimè, nella storia e nella vita decadono, perché il contesto internazionale era mutato, perché non avevamo più i grandi valori che ci aveva dettato De Gasperi e quelli che con lui avevano costruito la Democrazia Cristiana. E la DC è finita per 1000 ragioni di resurrezione, io ne conosco una sola, ma non è stata fatta da mano umana, e quindi non ci credo. Credo invece, concludo, che questa memoria, questo patrimonio di valori non può essere assolutamente abbandonato, non può essere trascurato, ciascuno nel proprio ambito. Certo, è una cosa che ci fa riflettere. In questo paese a livello politico mancano due culture, quella cattolica e quella socialista, che sono stati determinanti nella storia nazionale per più di 100 anni. Grazie.